L'accetta alzata sopra la testa della moglie, le minacce di morte, il terrore di quella povera donna che, riuscendo a fuggire dal suo aguzzino, alza il telefono e dà l'allarme avvisando il medico di famiglia. Racconta che il marito ha perso la testa, ha preso l'ascia che abitualmente usa per tagliare la legna e l'ha inseguita urlando "ti uccido". Il medico chiama il 112 e avvisa i carabinieri di quanto sta accadendo in quell'abitazione sulle colline del Marosticense. Siamo arrivati in forze sul posto con delle nostre pattuglie, ci siamo resi conto che l'uomo non ragionava e abbiamo quindi attivato un protocollo dove abbiamo richiesto appunto l'intervento della figura del negoziatore. L'uomo, un settantenne, malato e sofferente di crisi depressive, si è nel frattempo barricato in camera da letto, con sé all'accetta. La donna fortunatamente non è stata presa in ostaggio e riesce a mettersi in salvo in un'altra stanza. Inizia con il negoziatore la lunga trattativa. Prima dell'arrivo del negoziatore abbiamo fatto in modo che nessuno potesse entrare in contatto con quest'uomo, quindi abbiamo isolato la zona con i nostri reparti, stazione, radiomobili, eccetera. Quando è arrivato il negoziatore abbiamo iniziato questa conversazione con quest'uomo e finalmente si è arreso. L'anziano, grazie all'intervento del negoziatore, depone l'accetta e si consegna ai militari. Ora si trova ricoverato in psichiatria al San Bassiano, illesa ma sotto shock la moglie che si è trovata a vivere un vero e proprio incubo.